il salotto. Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto qui al Lab. Facciamo un applauso spontaneo perché per incoraggiare gli ospiti e gli artisti di questa sera, per farci sentire, anche perché vi ricordo che tra poco saremo in diretta streaming, poi andremo sulle frequenze di Radio Flash di Torino e anche sulle frequenze di Radio Città Futura di Roma, che quindi salutiamo anche i nostri ascoltatori, ma cominciamo a salutare quelli che sono gli ospiti che saranno i protagonisti di questa sera. Intanto, tanto per cominciare, signori, un pezzo di storia della musica torinese e italiana. Io sono contento di averli qui al salotto perché compiono, sono dei ragazzini, compiono 30 anni di carriera ed è una cosa straordinaria averli qui. Signori e signori, i Poveri Illusi. Grazie. Vito, bellissimo. Troppo buoni, grazie. No, adesso andremo, è un evento particolare, è appena uscito questa antologia dei Poveri Illusi che avete appena fatto. Esatto. L'album per il trentennale, dove appunto una serie di ospiti eseguono le nostre canzoni principali, e qui tra cui anche Mao. Sono anch'io che sei nel trentennale, chiaro che poi ci passo pure io. Allora, ma ne parleremo in maniera più approfondita durante la puntata. Stasera avremo una puntata un po' rock perché verranno a trovarci intanto due band che si ispirano secondo me a questo genere. Signori e signori, per la prima volta qui al salotto avremo gli 8 for an Amplifier. E per gli amanti del genere non è tutto, perché ci saranno anche i Lost Season. Ma così per sparigliare un po' le carte, cominciamo con un progetto che invece si ispira a situazioni un po' diverse. Vito, hai presente, che ne so, il Massimo Volume certo, erano quelli della nostra epoca, poi adesso vanno più gli Oflaga Disco Pax, che anche loro, ecco, abbiamo in qualche modo, sono tre i loro riferimenti. Adesso loro mi diranno ma no, non è vero, perché questa sera al salotto per la prima volta abbiamo Casa Caos. Grazie, benvenuti a Casa Caos. Io ho qui, la vostra, è appena uscito questo vostro album da un paio di settimane, il 23 marzo precisamente, 23 marzo. 2 settimane fa, stiamo parlando quasi un mese. Vabbè, dai, io facevo questa, però era la prima volta. Sì, la prima volta, sentitelo così il disco, la prima volta, perché la prima volta è sempre, la volta più emozionante, dove non sai cosa ti capita, no? Quindi ci siamo voluti vi siete lanciare. Guarda, avete scelto un genere comunque particolare, perché voi in qualche modo unite la letteratura alla musica, no? La poesia, sì. Alla musica. Quindi ho detto bene, citando sia gli Oflaga Disco Pax, assolutamente, sono i due gruppi di riferimento, così. I due gruppi di riferimento. E stasera quindi ci presentate quello che è il vostro ultimo lavoro, appunto la prima volta. Con che cosa cominciamo? Iniziamo con Le tue parole. Le tue parole, che sono le nostre, che sono poi le vostre, chiaro, che poi sono le vostre parole. E adesso cercherò di non fare i miei fischi, però del resto il vostro nome accetta un po' di casino, perché ce li abbiamo qui per la prima volta al salotto. Casa Caos, Le tue parole. Grazie. prenderti
e camminare finché non mi reggono le gambe. Arrivare nel punto in cui la terra bacia il mare, prendere una barca e se ritrovo terra ancora a sperare che sia Marte. Mentre tu mi concedi un piccolo spazio tra il tuo collo e la tua spalla per poggiarci il naso e sentirmi un po' migliore. Vorrei sdraiarmi in un prato e bere del vino, parlarti ubriaca del mio gatto e ad un certo punto sentire l'imbarazzo del silenzio, fino a quando ti parlerò così tanto di me che sarà troppo tardi e son costretta a restar da te. Prendiamo da bere e camminiamo, poi magari ci fermiamo e ti do un bacio. Se vogliamo andare a casa ci andremo, mangeremo se avremo fame e ci accendiamo 1, 2, 3, tutte le sigarette che vuoi. Cercherò di farmi credere, anche se rimarrai della tua idea. E ti farò sentire in estate, anche se siamo ancora a marzo e piove pure. Se vorrai il mio letto sarà pronto ad ospitarti e la mattina dopo per darti il buongiorno. Tanto io non lavorerò e tu sì, ma questo non mi importa. Mi sveglierò per farti sentire l'odore del caffè, darti un bacio in fronte e dirti che un altro giorno è iniziato. Ma tu non avere paura, piccola mia, perché nulla può farci del male, a parte la mancanza e la voglia di vedere insieme il mare. Hai i capelli dello stesso colore del sangue, dell'amore, della passione e delle rose dei rosari di Piazza Vittorio, che poi si avvicinano a queste coppie improbabili, che mica sono coppie davvero, sono lì a scambiarsi informazioni giusto per capire con chi finiranno a scopare in macchina un'ora dopo. Mica come noi, che dobbiamo prima prendere un treno, passare per l'Africa e la Cina, raggiungere un letto e fare all'amore. Ah, tra l'altro oggi ascoltavo quella canzone che non ti piace e pensavo proprio a te. Ora non cominciare a dire che quella non è musica, che è una porcheria commerciale. Mina, lo sai, piace anche a me. Quindi cerca di venirmi incontro e capire che dici un sacco di cose carine che a me femminuccia piacciono tanto. Tipo, ti amerò fino a 70 anni. E così sei tu quello che mi manda canzoni, mi manda poesie, mi lascia senza parole e mi mette in difficoltà, proprio io che so sempre cosa dire. E per quanto voglio restar composta tu mi scomponi l'anima e davanti a te perdo ogni capacità di risposta. Riesco ad imbarazzarmi se mi spogli, come se in questi anni non avessi mai fatto l'amore. Non ricordo di tutti i libri che ho letto e di tutte le canzoni che ho cantato. Quando parli o canti tu. Ma ora il letto è vuoto senza di te, lo riempio dei miei guai, per sentirmi meno solo, per sentirmi un po' più vivo, che quando mi svesto sento il tuo profumo e resto nudo davanti al tuo pensiero. Come sono nude queste mani, le mie dita senza i tuoi capelli in mezzo, io invece il cuore malato, la testa è un groviglio di pensieri e di capelli. Ma ti tengo lì, a gustarti in piccole dosi, come se avessi nel frigo la mia torta preferita ma non volessi mangiarla tutta d'un fiato, per assaporarla lentamente e prolungare il piacere nel tempo. Ma ora
che in questa stanza risuonano le tue parole? Ma quale affetto? Ho bisogno di un accendino per farti svanire come fumo, ma tenerti da sempre, per sempre, qui vicino. Grazie. Casa Caos qui al salotto, queste erano le vostre parole, le sue parole. Oh, bello, quando il pubblico è così è proprio una cosa bella, vedi? E non si vede, tu non li devi vedere. No, devi no, solo infatti è sentire. strano, cioè è piacevole. Anzi. Allora, senti Gianni, io ho visto che nel CD tra gli altri ringraziamenti c'è un ringraziamento alla città di Torino. Sì. Alla nostra città. Alla città di Torino che ci ha adottato, perché noi non siamo di Torino. Ah, da dove È da Fasano, in provincia di Brindisi, un paesino di 40.000 anime in Ho Puglia. dei parenti da quelle parti. Come? Ah, Ho bene. presente. Forse li conosciamo, non lo so. No. Può darsi. Può darsi. Che appartengono. E Sì, quindi siete capitati qui in questa, diciamo... Sì, da quasi 4 anni, diciamo, ci siamo fatti adottare dalla città di Torino che ci ha ispirato. Quindi... Per questioni di donne, spero, no? Perché Vabbè, per no, lavoro, magari. non lo Per facevo questioni di ormai. studio, per questioni lavorative siamo un po' evasi, diciamo, dalla nostra terra, Croce e Delizia, quindi siamo venuti a Torino e... Che vi ha fatto questo effetto qua, diciamo? Sì, nel senso, anzi, ci ha ispirato moltissimo e ci ha dato molte possibilità. Bene, quindi bene. ce l'abbiamo particolarmente a cuore. Come dire, questa cosa non può che farci piacere, quindi credo che sia un po' un album, come dire, un po' con un Gianduiotto nel cuore, nel senso che un po' tutte le canzoni hanno questo tipo di hanno luce. riferimenti soprattutto anche alla nostra città e alla città di Torino. Anche la prossima, quindi? La prossima è Suzanne, che appunto è un racconto di un sogno, diciamo così. Suzanne è questa ragazza di un sogno, quindi abbiamo cercato di... Susanna? Sì, Susanna. Era anche quella dei formaggini, se non Sì, sbaglio. visto anche che- quella di Adriano Celentano, Susanna. Cioè, È è con vero, la seta come quella di Cohen. come E anche quella di Susanna, Leonard insomma, è già un Un nome po' di riferimenti. evocativo. Con tutto il rispetto. Questa però è la vostra particolare. Questa è la nostra Susanna. E parla di un sogno. Signore e signori, un attimo d'attenzione perché sono loro. Casa Caos qui al salotto. Oh Susanne, dormivo quella domenica pomeriggio. Oh Susanne, che bello dormire il pomeriggio, specialmente se di domenica. Perché sai Susanne, secondo me la domenica dovrebbe annullarsi tutto. Torino è così silenziosa la domenica, Susanne. Sembrano addormentarsi anche i clacson dei frettolosi per strada. Si dice che la domenica si sia riposato anche il Signore, Susanne. E se noi siamo davvero creati a sua immagine e somiglianza, perché mai non dovremmo riposarci? Oh, Susanne, quando ti ho sognato avevi il cuore in gola e delle scarpe nuove. Dall'altra parte invece una coperta fino al collo e i piedi senza calze. Com'è fredda Torino il 13 di novembre, Susanne.
Oh Suzanne, oltre gli occhi chiusi ero in montagna. Il tuo nome alla francese nulla c'entrava con la tua lingua iberica. Oh Suzanne, avevi i capelli dorati e il nero intorno agli occhi. Ti colpì la mia lingua spagnola e quel modo di pormi. Riesco a vederti anche da sotto le palpebre, sento il tuo bacio mentre la mano si muove, affondando nelle tue labbra, Suzanne. Per te che vivi qui non so, ma là fuori c'è un altro mondo, Suzanne, fatto di avvoltoi, di un'altra vita, un'altra donna. Oh Suzanne, oh Suzanne, oh Suzanne, Suzanne, non dimenticherò mai quel tuo coinquilino. Era brutto e pazzo e diceva che avevo rubato i suoi soldi. Ma ora devo scappare, Suzanne. Ho paura, Suzanne. Salgo in sella, Suzanne. Lui mi rincorre, e tu dove sei? Il sonno mi sta abbandonando, Suzanne. Vedo allontanarti, ma chi è quello lì, Suzanne? E alla fine anche tu sei scappata a Malibu con quel grossista di bijou. Ed io ora sono sveglio, Suzanne, davanti ad una tazza di caffè, guardo il vuoto, niente più. Suzanne, Susanna mon amour. Grazie.